diretta col nostro Focus TG. Un buongiorno da Sharon Di Carlo e Alex Giuliano. Come sempre il nostro sarà un viaggio tra le news del territorio. Partiremo da Bassano con tante nuove notizie, ma ci sposteremo anche a Vicenza, Treviso, Padova e Venezia, Alex. Assolutamente sì, come d'abitudine Sharon, il primo blocco del nostro Focus TG è dedicato alla cronaca e alla cronaca di stretta attualità. Con cosa apriamo questa edizione? Torniamo a parlare del massacro di Pieve di Soligo, Alex, e vi facciamo vedere un video dell'assassino dopo aver ucciso di botte il povero Adriano Armelin. Vediamo. È venerdì, la sera dell'omicidio. Mohamed Boumarouane ha appena massacrato Adriano Armelin ed è un uomo in fuga. Gli istanti sono cristallizzati dalle telecamere di sorveglianza installate nella casa di Luciano, il vicino. Alle 19:51 l'obiettivo cattura il 36enne mentre salta dalla tettoia della rimessa auto e cade sulla proprietà del dirimpettaio. Il balzo nel buio della sera e nello stato di alterazione del marocchino è scomposto. L'uomo si ferisce nella caduta, si rialza con fatica e si allontana zoppicando. Vuole allontanarsi il più possibile, ma non può correre. In mano ha il sacchetto che contiene i surgelati e le merendine, assurdo bottino della violenza, mentre Adriano agonizza in un lago di sangue. Pochi secondi dopo, l'assassino viene intercettato da un'altra telecamera. Nello stesso istante si vedono i fari dell'auto di Luciano che sta rientrando a casa, ignaro di quello che lo attende. Le luci illuminano l'entrata della sua abitazione, si apre il cancello e si attiva anche l'illuminazione esterna della casa. Mohamed, sempre zoppicando, esce proprio davanti all'auto del proprietario come se nulla fosse. Nella vettura Luciano resta sbalordito per la presenza dell'intruso nel suo giardino. Istanti terribili, difficile capire cosa fare. Pochi secondi per parcheggiare. Mohamed intanto pensa a dove fuggire, che direzione prendere. Luciano esce dall'auto, torna al cancello e lo insegue. Lo raggiungerà poco dopo. Il resto è la cronaca di questi giorni. Luciano è ancora sconvolto, prova un sentimento di dolore e commozione per la famiglia di Adriano Armelin, ma non ci sta a passare per l'eroe che ha fatto catturare l'assassino. Io non ho fatto nulla di eroico. Quello che ho fatto io deve essere la normalità. L'assassino in carcere per ora non parla. Nelle prossime ore verrà conferito al medico legale l'incarico di eseguire l'autopsia sul povero corpo martoriato dell'83enne. Davanti alla sua abitazione restano i fiori e gli omaggi di un paese ancora sconvolto. E Sharon, adesso continuiamo con la cronaca nera e cronaca giudiziaria, perché sono stati verranno indagati i due autisti che lunedì hanno provocato i due incidenti mortali avvenuti a Padova, notizie che noi abbiamo dato in diretta proprio qui a Focus TG. Si tratta dell'investimento che ha causato la morte al piccolo Ansà, il bimbo di 3 mesi, e al tamponamento, insomma l'incidente che è costato la vita a Laura Lazzaro, la mamma di 37 anni. Vediamo. Sono entrambi indagati per omicidio colposo i due automobilisti che lunedì hanno provocato i 2 incidenti mortali che hanno scioccato la città di Padova. Il 45enne marocchino che ha investito e ucciso il piccolo Anas, il bimbo di 3 mesi che stava attraversando via del Plebiscito con la mamma, non si dà pace per quello che è accaduto. L'uomo ha prestato i primi soccorsi al neonato, lo ha investito mentre stava affrontando una rotatoria e non si è accorto della carrozzina spinta dalla mamma che stava attraversando sulle strisce pedonali. Al 45enne è stata al momento ritirata la patente. L'uomo infatti subito sottoposto all'alcol test è risultato negativo e ora si attendono gli esiti degli esami tossicologici che sono sempre previsti in caso di incidenti con vittime. Il pubblico ministero non ha disposto l'autopsia sul corpo del piccolo, ma è stato affidato ad un esperto tecnico la ricostruzione dell'investimento. Anche il 40enne autista del camion che ha innescato il tamponamento in tangenziale lunedì mattina che ha provocato la morte di Laura Lazzaro, la mamma di 37 anni di Teolo, è indagato per omicidio stradale e lesioni colpose. Il camionista è risultato negativo all'alcol test e anche per lui è stato ordinato un esame tossicologico. Anche in questo caso niente autopsia sul corpo della mamma morta mentre andava al lavoro, ma un esperto è stato incaricato per una consulenza cinematica dell'incidente.
E torniamo ora nel Trevigiano, in 500, ieri sera a Salvarosa di Castelfranco, per ricordare Marco Innocente, il 22enne ucciso da una meningite fulminante. Sono un caro amico di Marco e niente, abbiamo voluto organizzare tutto questo appunto per il nostro caro amico che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, però niente, volevamo fare un po' di luce per lui, un po' di casino per lui come appunto gli piaceva fare. E in tutto questo abbiamo deciso anche di fare del bene a persone che ne hanno bisogno e abbiamo deciso di fare una piccola raccolta per chi ha piacere da donare alla Città della Speranza, appunto come da parte di tutti noi. Il nostro amico improvvisamente sale in cattedra per una dura, importante lezione che ci coglie alunni sgomenti, impreparati, feriti. Ci insegni dicendo: siate veri e siate semplici. Ci dici non sprecare il tempo nell'arroganza di voler fare cose eccezionali, ma di fare bene, ossia di farlo con il cuore, ciò che la vita ci chiede. Soprattutto di prenderci cura dell'altro, di essere sempre disponibili, accoglienti, di essere persone autentiche. Sono i momenti semplici a rendere speciale una giornata. Un gol del Milan, una battuta spiritosa, passarsi il pallone tra amici, un salto dal kebabaro, senza la presunzione di possederla la vita. Vivere la quotidianità delle cose ordinarie. E tu, in questo, sei stato straordinario, perché hai sempre dato tutto quello che potevi. Con amara nostalgia ripensiamo alla tua idea di puntualità. Ultimo ad arrivare, il primo ad aderire con entusiasmo ad ogni iniziativa. Con un sorriso genuino, contagioso. Mai una maldicenza, mai una critica. Impossibile litigare con te. Bastava incrociare il tuo sguardo luminoso e anche i più lunghi ritardi ti venivano perdonati. La tua presenza non era mai pesante, ma la leggerezza non è mai stata superficialità. Per te non contava dove incontrarsi la sera, ti sentivi a casa vicino a chiunque. Passeggiando sotto i portici ti fermavi sempre a salutare e chiacchierare, tanto che qualcuno di noi doveva venirti a recuperare. Vedi, Itch, stasera quanti siamo ad averti conosciuto ed apprezzato. In questo tempo in cui esplodono le bombe della cattiveria e dell'egoismo, a risuonare più forte sia il tuo esempio. Chi ama non cerca lo scontro, ma la pace, vuole il bene dell'altro e si prende cura della sua serenità. Ciao Itch, ora tu sei a casa, nella casa di Dio, ma noi, come abbiamo sempre fatto, continuiamo ad aspettarti, a lasciare accanto a noi un posto per te. Se l'aspettava così tanta gente? No, sinceramente no. Avevamo un angelo in casa e non lo sapevamo, come ha detto mio marito prima della fiaccolata. Rientriamo in studio dopo immagini che insomma, sono state sicuramente commoventi, ma anche nella drammaticità dell'evento, anche piene di vitalità. Abbiamo visto energia, amici e compagni, insomma, come hanno voluto ricordare Marco. Adesso una buona notizia prima di andare in pubblicità, Sharon, perché ieri abbiamo parlato di una persona scomparsa a Tombolo. Ebbene, è stata ritrovata nella serata di ieri, appunto, l'insegnante di 46 anni scomparsa a Tombolo. Le ricerche erano state avviate il giorno prima, dopo la denuncia dei familiari.
sana e salva intorno alle 19:30 di ieri, la maestra di 46 anni scomparsa da Tombolo. La donna, residente a San Martino di Lupari, ma da qualche tempo rientrata nel paese natale, si era allontanata dall'abitazione di famiglia nella tarda mattinata di lunedì. Con sé non aveva né documenti né cellulare. Preoccupati erano stati i familiari a presentare nella stessa serata denuncia ai carabinieri. Una giornata di intense ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri, i volontari della protezione civile. Nel pomeriggio era stato attivato anche il COC. Nel frattempo si era diffuso il tam tam via social fino alle 19:30. La donna per fortuna non si era allontanata da casa e aveva trovato rifugio in un edificio di famiglia nei dintorni. Alex, ci ha raggiunto qualcuno in studio? Eh sì, ci ha raggiunto il sindaco di Gallio, Emanuele Munari, a cui diamo il benvenuto. Buongiorno sindaco. Buongiorno e grazie dell'invito. Allora, subito dopo la pubblicità torneremo proprio con il sindaco Munari per parlare degli incendi in altopiano, per insomma fare un bilancio, darvi tutti gli ultimi aggiornamenti e tanto altro. Adesso però Sharon. Pubblicità, a tra poco. Sono le 12:14 per la precisione, siamo in diretta con Focus TG. Prima della pubblicità vi abbiamo presentato il nostro ospite, lo ripresentiamo, Emanuele Munari, sindaco di Gallio, un comune dell'Altopiano. Sindaco, di nuovo benvenuto e io direi che insomma Sharon non possiamo non parlare di quello che è successo nelle ultime ore proprio in altopiano. Sì, abbiamo fatto un po' il punto della situazione di questi 7 giorni di fuoco sull'altopiano. Guardiamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. 100 ettari di bosco bruciati in una settimana. Questo è il bilancio di 7 giorni di fuoco sull'altopiano. Prima l'incendio che ha colpito le montagne a ridosso di Stoccareddo di Gallio, fuoco che ha divorato più di 50 ettari di vegetazione, fermato lì a 2 passi dalle case abitate. Poi i 2 giorni di fiamme a Foggia, in località Costalta. 4 focolai diversi a centinaia di metri di distanza hanno fatto rimanere l'altopiano 48 ore con il fiato sospeso. 7 giorni dove i vigili del fuoco, la protezione civile e il servizio antincendio boschivo con i suoi Canadair hanno lavorato ininterrottamente, in cielo, rifornimento dopo rifornimento e a terra, metro dopo metro, per spegnere un fuoco che sembrava non volersi arrendere, sia a causa del vento che soffiava senza sosta, sia per il terreno reso arido dalla siccità di questo periodo che come una miccia ha innescato chilometri e chilometri di rogo inarrestabile. Siccità, un avversario con cui hanno dovuto combattere anche i Canadair in volo. Difficile rifornire i serbatoi d'acqua in questo periodo senza andare lontano. Incendi difficili da dimenticare. Tanta la paura, ma tanti anche i danni ambientali, lì su quelle montagne che dipingono la natura dell'altopiano. Ma quello che sicuramente nessuno potrà dimenticare è che entrambi gli incendi sono di probabile natura dolosa. In corso le indagini da parte dei carabinieri forestali, piromani o semplice mano dell'uomo. Quel che è certo è che la natura non perdona, ma neanche la legge. Sindaco, lo abbiamo visto da queste immagini, sono stati 7 giorni molto duri, faticosi, anche di paura. Per l'altopiano com'è adesso la situazione? Sì, grazie a Dio finalmente nella giornata di ieri anche il secondo incendio, quello di Fosa, è stato domato grazie all'ultimo supporto sempre appunto della protezione civile, del nucleo antincendio della regione Veneto, al quale va, noi sentite, ringraziamenti a tutti i volontari e ovviamente ai piloti dei Canadair e degli elicotteri impegnati, e grazie a Dio con ieri anche questo secondo incendio importante sull'altopiano a distanza di 7 giorni è stato domato. Si spera adesso oggi con le prime piogge, mai tanto attese come in questo periodo, perché veramente è un toccasana ed è una risoluzione del problema a livello definitivo, quindi aspettiamo che il meteo faccia anche lui la sua parte. Sindaco, proviamo a quantificare i danni, non solo con i numeri, ma anche cercando di capire lo stato d'animo di chi ama la montagna, ama l'altopiano, di chi vive insomma anche in quei territori, perché insomma ricordiamo tutti Sharon Vaia, ricordiamo tutti insomma le grandi difficoltà che hanno dovuto subire le persone, la gente dell'altopiano. Adesso gli incendi proprio a cavallo fra
due momenti cruciali, la fine della stagione invernale, l'inizio della stagione estiva. Insomma, l'altopiano come ne esce? Sì, io qualche volta come battuta dico anche che in questo mio mandato, un mandato e mezzo, ho visto appunto Vaia, ho visto Covid, abbiamo visto gli incendi, abbiamo visto tutta una serie di problematiche, la stessa guerra in Ucraina oggi comunque crea degli scompensi. In un paese turistico come il nostro chiaramente ne usciamo anche un po' con le ossa rotte, dico io, perché tutto sommato ogni momento che c'era di ripresa arrivava prima il Vaia, poi il Covid, poi la guerra in Ucraina, adesso anche gli incendi, quindi sono stati anni un po' duri per noi, però in qualche modo da bravi altopianesi, da buoni veneti ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Sicuramente i danni per quanto riguarda l'aspetto ambientale sono stati importanti e sotto gli occhi di tutti noi. A livello anche economico parliamo di oltre 200.000 euro di spese che la Regione dovrà accollarsi calcolando tutto quello che è successo e quindi calcolando appunto le spese vive, tralasciando invece l'impegno dei volontari che sono lì gratuitamente per fare questo. Sicuramente per questo siamo molto arrabbiati, noi sindaci, io personalmente sono molto arrabbiato perché è chiaro che la matrice è dolosa, quantomeno colposa, ma io direi anche dolosa, e confido negli inquirenti che in questi giorni stanno lavorando veramente seriamente e in maniera aspra per cercare di individuare qualche sospettato, per poi io mi auguro arrivare anche ad una severa punizione, ad una esemplare punizione, perché non possiamo scherzare. Di questi eventi purtroppo non ne vedevamo da qualche tempo, siamo rimasti veramente colpiti, è inaccettabile, è improponibile e quello che dispiace come sempre è che nessuno vede nulla, nessuno ha visto niente, quindi questo getta un po' di sconforto a me personalmente, perché non è possibile che in un paese piccolino non ci sia qualcuno che abbia visto qualcosa. Io spero che gli inquirenti possano fare chiarezza. A proposito, Sindaco, le chiederei un messaggio, dovessero guardarla, agli autori di questi incendi. Che cosa le vorrebbe dire? Sicuramente chi compie questi atti non è disposto a pentirsi o a dichiararsi in qualche modo. Dico solo, pensa a quello che hai fatto, pensa che quella casa lì vicino potrebbe essere stata la tua, pensa magari agli animali morti, pensa ai rischi che hai creato per i bambini, per chi transita su quella strada, per chi vive e per tutti i volontari che rischiano e hanno rischiato la propria pelle per recuperare il danno che tu hai fatto, caro piromane, caro elemento strano, caro elemento da cancellare da questa terra. Pensa ai rischi che hai messo in atto per le vite di chi sopravvola con l'elicottero queste fiamme e chi rischia e chi ha rischiato la vita per invece salvare anche il tuo patrimonio. Parole Sindaco, molto chiare e decise. Parole chiare che lei aveva già poi anticipato proprio in diretta con noi insieme al nostro collega Ferdinando Garavello, certo, che ha seguito proprio da vicino gli sviluppi di quella che è stata la cronaca in altopiano. Sindaco, l'altopiano adesso ha paura perché insomma due episodi così ravvicinati, abbiamo detto molto probabilmente di matrice dolosa, insomma, si sta diffondendo un po' anche di psicosi, di paura, inquietudine in zona? Sì, io mi ricordo quando eravamo insieme anche con Rete Veneta alla contrada Zaibina per l'incendio di Stoccareddo. Da quella contrada, da quel piccolo paradiso, angolo di paradiso dell'altopiano, si vedeva tutta quella fascia appunto anche costalta che poi purtroppo ha preso fuoco, tutta quella riviera che da Gaglio va a Foggia, e la guardavamo con occhi spaventati perché un po' di psicosi effettivamente ci è venuta, non lo neghiamo. Confidiamo appunto che oggi possa piovere e guardando tutta quella fascia in costa al sole effettivamente il pensiero ci è andato. Purtroppo ci abbiamo azzeccato perché qualche giorno dopo a Costalta di Foggia è successo quello che abbiamo visto tutti quanti. Sì. Quindi purtroppo un po' di psicosi c'è e ripeto ancora una volta confidiamo in queste benedette nuvole che possono far scendere delle prime gocce di acqua in maniera tale da sistemare a livello naturale tutta questa problematica legata appunto agli incendi. Incrociamo le dita per la pioggia allora. Assolutamente, assolutamente. Sindaco, già che qui cambiamo pagina, le faccio un'altra domanda, parliamo del turismo nell'altopiano di questa stagione invernale. Come è andata? Allora, il turismo in altopiano
Per quanto riguarda l'inverno, grazie anche, se non alle abbondanti, ma comunque presenze di precipitazioni nevose ci sono state, non come l'anno scorso, ma comunque sufficienti per garantire la riapertura e la messa in moto, in particolare delle melete, il rilancio del comprensore delle melete, ma anche di tutti gli altri comprensori sciistici, sia da discesa che da fondo. Quindi la stagione è nata da un verso anche abbastanza bene, perché abbiamo avuto un incremento importante del turismo di giornata, del Mordi e Fuggi, di oltre il 200%. Il rovescio della medaglia, se guardiamo l'aspetto anche un po' negativo, è che i nostri alberghi, vuoi per Covid, vuoi per le restrizioni, vuoi per il Green Pass, vuoi perché comunque un po' di crisi c'è ancora e si fa sentire, gli alberghi invece hanno ancora sofferto, tutti gli alberghi dell'altopiano hanno sofferto in termini di presenza e di statistiche. Lì dobbiamo lavorare, dobbiamo incrementare, supportare queste strutture, perché, ripeto, non possiamo permetterci di perdere ulteriori alberghi sull'altopiano, perché molti in questi anni, in questi 20 anni sono stati chiusi, hanno chiuso le serrande. Non possiamo permetterci di perdere gli ultimi baluardi che resistono nonostante il Covid, nonostante il vaia, nonostante la guerra in Ucraina. Dobbiamo sostenerli e adottare una politica ad hoc per garantire appunto un domani, il turismo di domani, al turismo di domani ancora alberghi di eccellenza che possano ospitare chi vuol sostare sull'altopiano per più di un giorno. E allora Sharon, l'invito è quello di andare a visitare l'altopiano, magari non solo con visite Mordi e Fuggi, ma anche appunto di soggiornare lì, perché sono talmente tante le cose belle da vedere che è una vacanza che consigliamo a tutti. Io direi di salutare e ringraziare Emanuele Munari, sindaco di Gallio, per essere stato in nostra compagnia. A presto. Grazie a voi, saluto tutti i telespettatori e chiaramente a Rete Venta per l'ospitalità. Grazie ancora e buona giornata a tutti. Grazie sindaco. Grazie. Noi continuiamo a parlare di incendi per fare un bilancio anche di tutti gli altri incendi che ci sono stati nelle ultime settimane in Veneto. Pensate, 48 incendi nel mese di marzo. Facciamo il punto insieme all'assessore Bottaccin. Dopo gli incendi che avvengono in montagna, il terreno si muove e quindi se sotto quell'area c'è una strada, come nel caso della zona della Valzoldana, la strada provinciale 251, lì è necessario un intervento da parte di Veneto Strade per mettere in sicurezza la strada, che sarà piuttosto complicato a quanto mi dico. Dei 3 incendi divampati nella notte tra Asiagore, Quaro Terme e Soffranco, in mattinata rimanevano attivi ancora i focolai nel Bellunese. Veneto Strade ha confermato la chiusura a tempo indeterminato della strada regionale 251 della Val di Zoldo. Fino al raggiungimento delle condizioni di sicurezza la strada non sarà transitabile tra la rotatoria di Igne fino a mezzo canale. Nel pomeriggio l'azienda sanitaria fa sapere che l'allarme è rientrato. Vengono meno infatti le limitazioni al consumo di acqua diffuse nella giornata di ieri per il comune di Ponte nelle Alpi. Nei prossimi giorni verranno eseguiti ulteriori campionamenti. Un incendio, quello di Soffranco, che fa salire a 48 il numero di roghi divampati in Veneto nel solo mese di marzo. Il mese di marzo si caratterizza in Veneto per essere il mese più a rischio per incendi boschivi, questo da sempre in base alle statistiche degli ultimi 40 anni. È stato un periodo impegnativo, non il peggiore in assoluto del Veneto. E secondo le nostre statistiche, nella maggior parte, stragrande maggioranza dei casi, la causa dell'incendio è l'uomo. In alcuni casi è doloso, in alcuni casi è colposo, ma nella gran parte dei casi l'origine è umana. L'intervento sempre più tempestivo ha ridotto gli incendi boschivi di almeno il 50% negli ultimi 40 anni, conferma l'assessore Bottaccin. Soffranco però ha pagato la siccità e la difficoltà delle operazioni per la conformazione stessa della Val di Zoldo. La notte poi i Canadair non possono volare. Risposte si attendono ora dall'inchiesta aperta in procura. Domenica il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà era nel Bellunese. C'erano delle risorse per quanto riguarda la possibilità di utilizzare questa strada anche come via di uscita nel caso vi fossero delle difficoltà per le Olimpiadi. Mi auguro che si riapra un ragionamento nei confronti della viabilità per la 251, per la sua messa in sicurezza, dove chiaramente è necessario poter lavorare su delle infrastrutture che abbiano una tenuta completamente diversa, e quindi parliamo di gallerie. E ora qualche minuto di pubblicità, ma ci vediamo tra poco con ancora tantissime news. A fra poco.
12:30, bentornati in diretta con il nostro Focus TG. Di cosa parliamo adesso, Alex? Sharon, continuiamo con la cronaca e ci spostiamo nel Vicentino perché gli aumenti ingiustificati dei prezzi di alimentari e carburanti hanno indotto la Guardia di Finanza a una serie di controlli mirati in determinati supermercati e distributori in tutta la provincia. Ebbene, 6 sono stati sanzionati. Aumenti ingiustificati dei prezzi di generi alimentari di prima necessità e carburanti. Sono stati controllati numerosi supermercati e una quarantina di distributori di carburante su tutta la provincia di Vicenza. Le Fiamme Gialle hanno riscontrato 6 casi di irregolarità nei confronti di distributori di benzina nei comuni di Vicenza, Due Ville e Asiago. Multati i gestori per diverse migliaia di euro. Con lo scopo di contrastare e scoraggiare eventuali manovre speculative, i militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle di Vicenza hanno intensificato le attività di controllo in queste ultime settimane in cui la congiuntura economica, alla luce della crisi russo-ucraina, condiziona eventuali condotte connesse ad improvvisi rincari dei prezzi dei beni di consumo energetici. Concorsi truccati in polizia e pompieri, la mente sarebbe stata un vigile del fuoco. Vediamo. Concorsi pubblici truccati. 3 residenti nel veneziano e 1 nel trevigiano sono finiti nel mirino della Procura di Trapani con l'accusa di corruzione, traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio nell'ambito di un'indagine condotta dai carabinieri di Alcamo su presunte irregolarità nei concorsi in polizia e nei vigili del fuoco. Tutto sarebbe partito proprio dopo una serie di esposti dei sindacati di base di quest'ultimi. La mente era uno di loro, Giuseppe Pipitone, direttore ginnico sportivo dei Vigili del Fuoco, attualmente in servizio presso il comando del Corpo di Catania. È stata avviata nel giugno 2020 ed ha preso le mosse da pregresso di sostanze investigative che erano state acquisite dalla sezione forestale presso la Procura di Trapani. Le successive indagini hanno permesso di dimostrare che un vice dirigente dei Vigili del Fuoco, sfruttando da una parte le sue conoscenze all'interno delle amministrazioni pubbliche e dall'altro il fatto di essere stato nominato in una delle sottocommissioni d'esame, si sarebbe impegnato a sponsorizzare alcuni candidati nelle diverse prove concorsuali per l'accesso ai Vigili del Fuoco. Il tutto naturalmente dietro promesse successive d'azione di denaro. Bastava dunque pagare per vincere il concorso, fino a 3.500 euro a candidato per entrare nei Vigili del Fuoco e 5.000 in polizia. Ad Alcamo c'era una scuola di preparazione per concorsi. Dopo la prova preselettiva si accedeva alle prove motorie e attitudinali, poi al colloquio con le valutazioni dei titoli e infine alle visite mediche. Ma chi non pagava si fermava al primo turno. Le misure sono state eseguite nei confronti di 14 persone, una in carcere, 3 domiciliari e 10 all'obbligo di dimora. Dei 3 veneziani agli arresti domiciliari sono finiti Vincenzo Faraci, 47enne di Alcamo, rintracciato ad Olo, e il 59enne Filippo Alessandro Lupo, originario di Marettimo ma residente nella Marca. Obbligo di dimora invece per Mattia Turin, 26enne di Dolo, e per il 31enne Andrea Doretto di San Donà di Piave. E adesso apriamo, Sharon, la parentesi sul Covid perché come sempre vi forniamo i dati aggiornati che ci fornisce Azienda Zero con il report quotidiano che andiamo a leggere insieme. Un report che, ripeto, oramai lo sapete benissimo, fotografa la situazione epidemiologica in regione nelle ultime 24 ore. Ebbene, i numeri che andiamo a commentare e a vedere oggi non sono del tutto confortanti perché il delta dei casi positivi nelle ultime 24 ore fa segnare quasi 8.000 nuovi positivi in Veneto. Per l'esattezza, ecco il numero, 7.874, che porta il numero dei casi attualmente positivi in regione a sfiorare gli 80.000, per l'esattezza 78.194 casi attualmente positivi in Veneto. Ma scorrendo la tabella con cui abbiamo familiarizzato, ahimè, in questi oltre 2 anni di pandemia, ecco i numeri che testimoniano quanto delicata sia in questo momento la situazione, perché
c'è un più 19 per quello che riguarda i ricoveri in area non critica, quindi non terapia intensiva, però 19 ricoveri in più nelle ultime 24 ore e guardate il dato qui nella colonna di destra, 8 terapie intensive occupate in più nelle ultime 24 ore, quindi sono tutti dati in crescita purtroppo, e dobbiamo concludere segnalando il decesso di 10 persone nelle ultime 24 ore. Numeri alti, Alex. Purtroppo numeri in crescita, adesso però chiudiamo per un attimo la parentesi sul Covid e sulla sanità. Di che cosa parliamo? Ci spostiamo a Vicenza e torniamo a parlare di sicurezza nel centro della città. Risse, danneggiamenti, violazioni di legge. Con queste motivazioni il questore Paolo Sartori dispone la chiusura di un locale temporaneamente nel centro della città. Violenza e degrado in Contrappescherie Vecchie. Risse in pieno centro storico, nel cuore pulsante di Vicenza. Giovani ubriachi si affrontano nella notte tra venerdì e sabato tra urla e schiamazzi, provocando anche l'effrazione della porta d'ingresso di un condominio sotto agli occhi allibiti degli abitanti della zona. Le volanti della questura si precipitano sul posto per impedire che la situazione degeneri con possibili tragiche conseguenze, visto che uno degli avventori di un locale della piazza sarebbe stato ripreso mentre brandiva una pistola semiautomatica. Al momento in cui irrompe la polizia in Contrappescherie Vecchie, questi personaggi violenti si danno alla fuga, ma 2 vengono fermati e portati in questura per degli accertamenti. Identificati, nei loro confronti il questore firma 2 divieti di accesso ai pubblici esercizi. Non potranno entrare per 2 anni nei bar e nei locali notturni del centro storico di Vicenza. Nei confronti degli stranieri coinvolti negli scontri, la questura sta verificando la loro posizione per poi avviare in via d'urgenza il procedimento di espulsione dall'Italia. Si tratta di provvedimenti che ritengo possano essere idonei, almeno questa è la mia speranza, possano essere idonei a far cessare una situazione di grave degrado per l'ordine e la sicurezza pubblica che aveva creato non poche preoccupazioni in capo ai cittadini. Il questore dice basta e dispone per 15 giorni la sospensione della licenza e la chiusura di un locale di Contrappescherie Vecchie, in prossimità del quale le forze dell'ordine sono intervenute ripetutamente in passato per violazioni delle normative anti-Covid, per somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, risse, aggressioni, schiamazzi, episodi di degrado urbano. Anche il sindaco di Vicenza plaude alla determinazione con cui interviene il questore sulla base dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, una disposizione finalizzata a far sì che venga interrotta una situazione gravemente compromissoria per l'ordine e la sicurezza pubblica, a prescindere dal ruolo e da eventuali responsabilità dei gestori del locale, perché questo provvedimento, per sua natura, non è destinato a sanzionare il loro comportamento. Un ringraziamento al signor Questore che ha raccolto ancora una volta le richieste e le istanze dei cittadini, che anche noi amministrazione abbiamo fatto nostra già con, ricorderete, l'ordinanza che ha ridotto l'orario qualche mese fa a questo locale. Laddove i locali non rispettano le regole del vivere civile dobbiamo necessariamente intervenire. Restiamo a Vicenza, Sharon, perché c'è un'altra faccia della medaglia. Chiaramente Vicenza non è violenza e degrado, è anche e soprattutto cultura, è anche e soprattutto attrazioni, turismo e iniziative. Ebbene, siamo andati a Campomarzo, dove insomma, è tutto pronto per il Luna Park che torna ad animare la città. Noi abbiamo chiesto cosa ne pensano proprio i vicentini. A Pasqua, tornano a Pasqua, sì. Ecco, che segnale è per lei? Buonissimo per noi, buonissimo perché ritorna l'allegria a Vicenza, no? Per le festività pasquali Campomarzo raddoppia il numero di attrazioni ospitate nel Luna Park, che in questi giorni è in corso di allestimento. Saranno 31 e 2 banchi alimentari, un evento che duplica la tradizione della festa degli Otto. Dal 1 al 25 aprile il grande parco cittadino offrirà una ulteriore possibilità di essere vissuto in pieno dai cittadini. Per l'amministrazione comunale è imperativo ripopolare questo spazio per emarginare il degrado, un segnale che vuole essere di ottimismo e di ritorno alla normalità con la conclusione ufficiale dello stato di emergenza per la pandemia. È un buon segnale, meno male che abbiamo montato anche noi e speriamo di lavorare bene quest'anno. Abbiamo visto che è un bel parco gestito bene. Adesso stiamo montando. La vostra attrazione qual è? Questa è quella là. Qua ti legano, devi fare il percorso e là è una giostra da bambini che devi
salgono nelle macchine e deve fare il percorso. È una Pasqua buona, abbiamo più attrazioni del solito. Sì. Quest'anno ci sono molte più giostre dell'anno scorso e essendo più giostre è logico magari vengono fuori anche di più i vicentini. E poi con tutta la tristezza che abbiamo avuto in questi 2 anni è logico che diventa una cosa bella per Vicenza, bella per noi che sopravviviamo così, perché 2 anni che l'anno scorso noi con questa giostra qua abbiamo fatto 5 feste. Di solito ne facciamo 20, 25, 5 ne abbiamo fatto. Questo è un segnale molto importante, soprattutto perché l'amministrazione ci dà da lavorare, sperando che questo sia l'inizio della nuova apertura di questo nuovo Luna Park. Speriamo bene che sia proprio la fine dell'emergenza sanitaria, anche perché dopo 2 anni di fermo, di blocco totale, ricominciamo a tornare a vivere e ricominciamo a fare il nostro lavoro, portando un po' di gioia, allegria a tutti i bambini e un po' di spensieratezza anche al popolo vicentino. Una Vicenza che riparte. Una Vicenza che riparte anche dalle giostre. Assolutamente. E ora Alex, qualche minuto di pubblicità, ma ci vediamo tra poco. A fra poco. Bentornati in diretta col nostro Focus TG. Alex, torniamo a parlare di sanità? Torniamo a parlare di sanità, o meglio di problematiche legate a proprio ciò che si sta verificando all'interno dell'ULSS 7 Pedemontana, perché sono tantissime le segnalazioni che ci arrivano, Sharon, in redazione di cittadini e utenti che appunto ci raccontano le loro problematiche e casi di disorganizzazione all'interno dell'azienda ospedaliera. Ascoltate e guardate insieme cosa ci racconta una nostra telespettatrice. Sono stufa, ho 80 anni, sento chiamare, non sono buona che mi risponde nessuna. Voglio andare a visita e mi sento morire. Fammi un piacere per me. Se non vi siamo altri, non vedo nessuno che aiuta a schifare i ricciotti. Vi ringrazio tanto, tanto. Parole bagnate dalle lacrime, dalla disperazione che accompagna la vicenda di una nostra telespettatrice che per ragioni di privacy chiameremo Lucia, la quale ci segnala problemi con l'ULSS 7 e il San Bassiano. Un'altra segnalazione che si aggiunge alle altre, tantissime che ogni giorno arrivano a noi di Rete Veneta e non solo. 76 anni, epilettica con il 90% di invalidità. Una situazione critica, eppure sono mesi che la signora Lucia aspetta una visita. Ci racconta di aver più volte chiamato il CUP sentendosi dire che presto l'avrebbero ricontattata. Ma mai? Guarda che sono 3 volte che chiamo, aspetti, al CUP non mi ha mai risposto. O c'è il numero dei reclami. Io mi sento su un colpo nervoso perché vede che non ti puoi andare in giro perché bicicletta non posso e abbiamo che vai perché io vivo in misura. Se vuoi mangiare, diciamo che vai, torni da mangiare. A tosa e parte la mattina così, sì e mezza, fino a pomeriggio mi vedo che in casa. Cosa vuoi da farmi? Ho tanto pianto ieri. Mi dispiace non aver fatto la telefonata, però mi viene tanto da piangere che non vi dico. Nonostante le sofferenze, la signora Lucia ringrazia i medici e gli infermieri del San Bassiano. I medici veramente educati, anche infermieri. Ma il CUP è roba da morire e ti risponde in che condizioni spretate proprio. Anche stavolta resta il silenzio attorno alle tante domande che facciamo e che fanno i cittadini. I nostri microfoni, lo ricordiamo, sono sempre a disposizione di tutti. Alex, cambiamo per un momento pagina perché ci ha raggiunto in studio un ospite, sì. Roberto Astuni, ristoratore di Bassano. Buongiorno. Buongiorno Roberto Astuni. Allora, facciamo una piccola introduzione perché sappiamo tutti, Sharon, che adesso finisce lo stato d'emergenza, quindi dal 1° aprile cambiano ulteriormente le regole e allora dal 1° al 30 aprile si entrerà nei ristoranti senza il Green Pass in ristoranti e bar all'aperto.
all'aperto parliamo. Feste all'aperto, cerimonie, alberghi e strutture ricettive. Dal 1 aprile si entra invece con il Green Pass base, quindi con il semplice tampone, nei ristoranti e nei bar al chiuso per il servizio al tavolo o al bancone. La novità vale sia per i cittadini italiani che per i turisti. Dal 1 maggio invece ci sarà un ulteriore allentamento delle misure di sicurezza, di controllo, però cerchiamo di fare un po' di chiarezza insieme proprio al nostro ospite Roberto Astuni, perché poi bisogna parlare anche degli hotel che hanno all'interno il ristorante. Cerchiamo di dare delle informazioni semplici per i nostri telespettatori. Cosa cambia e come ci si deve comportare dal 1 di aprile in poi? Allora, semplicemente avete già fatto un riassunto abbastanza fedele, no? L'unica cosa che vorrei completare per l'informazione è che comunque dal 1 aprile per tutto quello che riguarda la permanenza in un ristorante al chiuso in caso di feste, la normativa parla proprio di feste di qualsiasi tipo, religiose e non, quindi cresime, comunioni, adesso è un periodo importante, no, per le cresime, comunioni o feste di compleanno, è previsto il Super Green Pass. Sì. E anche qui devo dire che ancora una volta non si è trovata una cosa chiara per tutti, no? Ed è un po' anche confusionaria, ma perché? Perché una cresima di 10 persone dovremo richiedere il Green Pass rafforzato, una cena aziendale di 150 basterà quello base, e quindi è una cosa che trovo non proprio tanto logica, ma devo dire che in questi 2 anni ci hanno abituato a tutto questo. E poi per il resto bene, perché diciamo che il fatto del Green Pass ha rallentato sicuramente l'accesso ai ristoranti, ma non tanto per quelli che non ce l'avevano, ma per il fatto che queste restrizioni veniva meno poi il motivo per cui uno andava al ristorante, cioè la convivialità. Con tutte queste restrizioni, la febbre, misurati il coso, il Green Pass, lavati le mani, eccetera, c'è la mascherina dentro, fuori, eccetera. Quindi uno non si sentiva sicuramente tranquillo e sereno. Certo, prima ha parlato di comunioni, cerimonie, feste. Tra poco sarà Pasqua. Facciamo una previsione. Che Pasqua sarà questa? Sicuramente all'insegna, speriamo, della pseudo-normalità. Le prenotazioni stanno andando abbastanza bene, però anche qui in questo caso la Pasqua è una festa sicuramente religiosa, ma non è organizzata da un singolo commensale, no? Quindi anche qui oggi non sappiamo se il giorno di Pasqua dovremo chiedere il Green Pass rafforzato o quello base. Stiamo chiedendo alle associazioni di categoria in merito. Quindi sono ancora cose un po' da chiarire. Sharon, però quando si parla di ristorazione, quando si parla appunto di ristoranti, menù, feste e quant'altro, il primo pensiero, per restare a parlare di attualità, va senza dubbio anche alla questione del caro prezzi, caro soprattutto delle materie prime. Io direi di lanciare un servizio che riassume un po' la situazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari. Lo commentiamo poi insieme al nostro ospite, perché dobbiamo parlare anche del caro delle bollette, quindi di tante cose, Alex. Vediamo il servizio. Siamo tornati al MAP, il mercato agroalimentare di Padova, per capire come la guerra che coinvolge l'Ucraina e la Russia stia incidendo sulla compravendita che quotidianamente qua al mercato di Padova avviene. Siamo col presidente del MAP, Maurizio Saia. Come sta andando? Sicuramente subiamo anche noi un'influenza abbastanza pesante, non pesantissima ma pesante, perché sappiamo che frutta e verdura, anche se c'è un calo dei consumi, della fiducia dei consumatori in Italia nell'ultima settimana, negli ultimi 15 giorni, poi alla fine bisogna mangiare, e la frutta e la verdura abbiamo visto anche durante la pandemia è quella che tiene di più come vendita e quindi come acquisizione da parte dei consumatori.
Però noi siamo il primo mercato italiano di import-export di frutta e verdura, il quarto, quinto a livello globale, generale in Italia. E quindi siamo i primi a subirne le conseguenze. Noi vendevamo diversi bilici a settimana all'Ucraina, perché l'Ucraina d'inverno, avendo molto freddo, comprava la quarta gamma, cioè le insalatine già confezionate, di cui noi siamo molto forti anche come zona, il territorio veneto e il padovano in particolare. E improvvisamente, ovviamente, un mese fa si sono bloccate. Questo sicuramente ha inciso in termini pesanti, ma in generale il meccanismo sta colpendo tutto il sistema planetario dei consumi e quindi lo subiamo in generale questo. Quindi sicuramente è una flessione minore rispetto ad altri settori, ripeto, per il motivo principale che dicevo, cioè che bisogna consumare frutta e verdura, però effettivamente si sta sentendo. Ricordiamo che noi abbiamo già subito 6-7 anni fa con le prime sanzioni contro la Russia la possibilità di non vendere più ai russi e questo costò allora già circa 100 milioni di fatturato all'anno. Allora si faceva $500 miliardi di fatturato qui dentro, adesso siamo poco sopra i 400. Voi state anche allestendo un centro di raccolta, giusto? Sì. Ringraziando il console onorario Toson che ci ha chiesto un punto di appoggio, ha ritrovato nelle 3 Venezie diversi punti d'appoggio, so che c'è la Udine, so che c'è la Verona, a Padova presso la Protezione Civile, che abbiamo una sede notoriamente tra le migliori e più belle d'Italia. Ma ha voluto farlo anche qui perché comunque partono anche da qua aiuti e abbiamo dotato un capannone per deposito veloce delle merci e quindi non solo frutta e verdura ma altre merci che porta l'associazione Hope del console, organizzata dal console onorario e anche degli uffici, quindi stiamo dando una mano anche in quel senso. Oltretutto anche la disponibilità dei grossisti a offrire ovviamente frutta e verdura anche per le spedizioni che avvengono nei campi di raccolta fuori dall'Ucraina, ovviamente, perché dentro si sa che è complicato entrarci. In questo servizio abbiamo visto il costo del cibo comunque alle stelle, ma in generale delle materie prime. Le chiedo, ristoranti e alberghi, come stanno affrontando questa situazione, ma soprattutto come pensano di poterne uscire? Beh, allora, in questa prima fase stiamo assorbendo noi tutti gli aumenti. Diciamo che quelli più significativi sono quelli relativi alle bollette. Le faccio un esempio personale, noi nei mesi abbiamo avuto un aumento del oltre il 200% tra energia elettrica e gas. Stanno diventando costi insostenibili e non si sta facendo nulla per questo, per ridurre questo carico impressionante. Le materie prime invece sì, è vero che hanno subito un aumento, però ripeto, lo stiamo assorbendo un po' tutti quanti, mi sono confrontato anche i colleghi. Tenete presente che però la nostra cucina, soprattutto in questo momento, è dedicata al principe, no, della stagione, che è l'aspargo di Bassano, e quindi che è una fondamentale ricchezza per l'economia enogastronomica bassanese, e questo ovviamente non avendo costi di trasporto, non avendo subito costi di trasformazione, perché appunto è qui locale, insomma, tutto il resto delle materie prime stiamo assorbendo noi questi aumenti. Roberto Stoni, facciamo un attimo il punto anche in un aspetto che Sharon, non tutti insomma ne parlano, che è quello che riguarda il personale, perché insomma con il ritorno graduale alla normalità, con insomma anche la necessità di far fronte a determinate situazioni, diventa importante capire, ad esempio, c'è personale e soprattutto adesso ci avviciniamo all'estate, quindi con i classici contratti di lavoro stagionale, sono la strada giusta per superare eventuali difficoltà? Oppure c'è qualcuno che ci specula sopra? Com'è un po' la situazione? Beh, allora, sarebbero sicuramente la strada giusta da seguire se si trovasse il personale. Oggi, confrontandomi con dei colleghi, abbiamo visto che nel Bassanese mancano almeno una decina di cuochi e almeno una ventina di camerieri.
quindi il problema oggi c'è. Questa è una situazione già verificatasi l'anno scorso, quindi post-Covid, ma non per mancanza di stipendi adeguati o quello che si diceva, no? Ma semplicemente perché molti hanno deciso di cambiare lavoro, insomma di cambiare stile di vita. Molti non vogliono più lavorare la sera, quindi stare insieme con la famiglia, e quindi uno dei problemi sarà quello proprio della reperibilità del personale, al di là dei contratti, ripeto, che saranno sicuramente utili. Io, Alex, direi di salutarci col sorriso e chiederei a Roberto Astuni un menù particolare di Pasqua da consigliare ai nostri telespettatori. Beh, un menù di Pasqua assolutamente all'insegna della tradizione, e quindi l'asparago bianco di Bassano sicuramente nelle nostre tavole, e l'agnello o il capretto. Questi sono i due piatti principali sicuramente della tradizione. Poi ognuno ovviamente li declina alla sua maniera, come non può mancare la focaccia o la colomba, e alla fine romperemo anche le uova, quelle di cioccolato. Fatto bene a specificarlo, le uova di cioccolato. Noi non possiamo che ringraziare Roberto Astuni, ristoratore importante del Bassanese, che è venuto a trovarci e che insomma verrà a trovarci anche un po' più avanti, insomma, per fare il punto della situazione, magari quando insomma la Pasqua sarà passata, quindi quando abbiamo rotto le uova, quando avremo rotto le uova. Intanto noi porterò la sorpresa. Le sorprese sono sempre ben accette e ben gradite, Grazie. Allora, adesso chiudiamo per un attimo la parentesi su, abbiamo parlato di ristorazione, perché dobbiamo anche parlare di agricoltura, in quanto l'attesa pioggia, che insomma dovrebbe arrivare veramente a momenti, spinge Coldiretti a guardare con un po' di ottimismo in più al futuro, anche se si fa già la conta dei danni della siccità. Vediamo. 4 mesi senza pioggia che stanno provando le coltivazioni di frumento e orzo, soprattutto nella bassa padovana. In questi giorni poi stanno riprendendo anche le semine e il perdurare della siccità potrebbe mettere in crisi la germinazione. Secondo Coldiretti, l'inverno secco sta minacciando il 30% della produzione agricola. 120 giorni senza pioggia ha portato veramente serie problematiche in maniera trasversale a molte aziende agricole del territorio. In questo momento abbiamo culture nel pieno della loro crescita e ci stiamo preparando per tutte le semine, per cui la pioggia prevista nei prossimi giorni è aspettata con grande trepidazione. Secondo le previsioni meteo, la pioggia dovrebbe arrivare nel nostro territorio nelle prossime ore, dando un po' di respiro, con la speranza che ad aprile non si presenti il problema delle gelate tardive. Le gelate tardive possono porre dei problemi veramente importanti. In anni scorsi abbiamo visto perdite di produzione oltre l'80-85%, e queste vanno a colpire appunto tutto il mais, tutto quello che viene seminato nei prossimi giorni, va a colpire tutta la parte orticola e va a colpire in maniera importante la parte di frutta. E ora l'ultima pausa pubblicitaria, ma ci vediamo tra poco con ancora tantissime news. Rieccoci a Focus TG, ben ritrovati, sono le 13:05, rimarremo in vostra compagnia in diretta fino alle 13:30 come d'abitudine per raccontarvi tutto quello che succede in Veneto con insomma, i nostri aggiornamenti, i nostri approfondimenti, le nostre notizie. Avevamo iniziato prima dell'arrivo del nostro ospite Roberto Astuni, con cui abbiamo fatto il punto un po' sulla ristorazione e sulle novità dal 1° di aprile per quello che riguarda il Green Pass nei ristoranti. Abbiamo iniziato a parlare di sanità, Sharon, sì. Continuiamo. Prima abbiamo parlato di sanità a Bassano, ora ci spostiamo a Padova, perché la carenza di operatori sanitari, soprattutto OSS, infermieri nei reparti e nelle case di riposo, è al centro della protesta organizzata dalla CISL Funzione Pubblica. Vediamo.
I numeri sono impietosi, almeno 200 infermieri, 150 operatori sociosanitari e poi amministrativi e tecnici. È grave la carenza di personale sia nelle corsie dei reparti sia nelle case di riposo. Qualcuna costretta a chiudere reparti e padiglioni per mancanza di operatori. A questa diffusa preoccupazione hanno dato voce i lavoratori della sanità della funzione pubblica della CISL davanti alla prefettura di Padova. Fino a ieri questa professione, quindi mi riferisco in primis all'infermiere ma anche all'OS, erano figure professionali appetibili. Oggi non lo sono più. Per quale ragione? C'è anche una ragione economica, oltre che a quella legata alla complessità assistenziale e quindi al carico professionale che viene esercitato ed espresso. Però credo che veramente mai come oggi ci sia la necessità di andare a rivisitare il percorso legato alla formazione e al riconoscimento economico di queste figure professionali. Se la pandemia, che il nervo scoperto della sanità lo ha evidenziato nella sua drammaticità, sembra essere le battute finali, restano problemi concreti, dal pensionamento del personale alle sospensioni di chi non è vaccinato. Serve una riforma complessiva che riporti alla professione una dignità a 360 gradi a partire dai salari. Il trattamento degli infermieri, degli OS, dei medici, delle diverse figure professionali anche amministrative nei nostri mondi è di 2/3, 3/3 meno di quello che è il rapporto economico percepito dai colleghi di tutta l'Europa. Se poi ci riferiamo all'Inghilterra, il divario diventa ancora più grande. E insomma, restando poi a parlare in questo caso sia di salute, quindi di sanità, sia di novità per quello che riguarda cosa cambierà con la fine dello stato d'emergenza, dal 1° di maggio, cara Sharon, scade anche l'obbligo delle mascherine e del Green Pass. Noi siamo andati ad Asiago per chiedere ai cittadini del posto cosa ne pensano, se approvano le nuove misure previste dal governo. Vediamo. Dal 1° maggio praticamente via mascherine, via Green Pass, via tutto. Già era ora, ma è troppo tardi. Troppo tardi? Sì, qui doveva farlo prima. Noi siamo molto ancora prudenti, per cui se ci sarà assembramento decideremo, insomma, però... Non è questa la libertà, secondo me, sinceramente. È ben altro. È una protezione. Per tutto. Penso che continuerò a usarla per qualche periodo sicuramente. Il fatto che anche il Green Pass verrà abolito? Non mi riguarda perché essendo sanitario l'ho sempre avuto e non mi sono mai posto il problema. Quindi non le cambierà nulla? Nulla, assolutamente. E dal 1° maggio niente più mascherina e anche l'obbligo del Green Pass decade. Finalmente. Noi abbiamo fatto scorta, ma comunque finalmente. Solo che bisogna stare attenti, secondo me, perché non è finita. C'è ancora preoccupazione qui? Secondo me sì. Secondo me sì. Nel senso che via la mascherina sì, però non sarà così definitivo. Sono cambiate le abitudini proprio, anche le relazioni tra persone sono cambiate, ci sono allontanate. Io mi sono anche affezionata alla mascherina, nel senso che comunque ho passato ho i miei vaccini, la mia copertura, comunque con la mascherina non ho preso un raffreddore e sicuramente l'abbandonerò. Ovviamente perché il caldo darà anche fastidio, però diciamo con cautela. Io sono molto cauta e quando c'è gente preferisco indossarla ancora e comunque la uso ancora anche in ufficio. Ho tanti amici già ancora contagiati anche adesso, anche dopo la 3ª dose, quindi preferisco portarla. Diciamo andiamo per una questione di sicurezza. Non vorrei trovarmi ancora a novembre nella stessa situazione che eravamo quest'anno o l'anno scorso. Userò sempre la mascherina perché non sono convinta della fine della pandemia. Lei? Vediamo, speriamo. Cauto comunque? Sì, molto cauto. E ora Alex, dimmi se sei d'accordo, tornerei a ripetere ai cittadini e telespettatori che cosa succederà dal 1° aprile. Non hai chance comunque. Non ho chance, non posso contraddirti. Allora, abbiamo una tabella riepilogativa con cui insomma cerchiamo anche di fare chiarezza su cosa succederà dal 1° di aprile. Bollini blu sulla parte sinistra della tabella riguardano le cose che dal 1° aprile non ci saranno più. Sharon, ebbene, l'Italia
non sarà più in emergenza Covid e non ci sarà più il comitato tecnico scientifico. E a seguito di questo Alex non opererà neanche più la struttura del commissario straordinario. Vogliamo ricordare un attimo allora? Assolutamente, quindi non ci sarà più il generale Figliuolo, insomma, a coordinare l'emergenza Covid, e poi, tornando a quello che dicevamo prima, non sentiremo parlare, e speriamo di non doverne sentire parlare più, del cosiddetto CTS. Finiscono anche i poteri emergenziali del capo della protezione civile e verrà abolito definitivamente il sistema dei colori, quindi niente più... La famosa Italia arcobaleno, esattamente, Alex. niente più zone rosse, arancione, gialle o bianche. Continuiamo con quello che, lo ripetiamo, non ci sarà più dal 1° di aprile. Non ci sarà più il Green Pass base, quindi per uffici pubblici, negozi, banche e poste. E niente Green Pass su bus e mezzi di trasporto locale, mentre lo ricordiamo, per quelli a lunga percorrenza il discorso è diverso. Come abbiamo detto prima col nostro ospite, non servirà il Super Green Pass invece per ristorazione al chiuso, al banco o al tavolo. Basterà, abbiamo detto, il Green Pass base, quindi per la ristorazione al chiuso, al banco o al tavolo, anche se poi il nostro ospite Roberto Ostuni, lo ricordiamo, ha specificato, ha detto che per le cerimonie invece religiose, come potrebbero essere le cresime eccetera eccetera, in quel caso al chiuso servirà avere il Super Green Pass. E poi da sportiva? Da sportiva, stadi, palazzetti, altre strutture tornano con capienza al 100%. Questa è veramente una bella notizia. Assolutamente. E chiudiamo, cosa non ci sarà più dal 1° di aprile, niente quarantene per chi entrerà in contatto con un soggetto, con una persona positiva. Adesso vediamo bollini, quelli rosa, quindi le regole in vigore. Quindi quali saranno le regole dal 1° di aprile? Avvio dell'unità operativa antipandemia fino al 31 dicembre, Alex. Poi resterà, questo è importante, in autoisolamento solo chi ha contratto il virus, fino al tampone negativo dopo almeno 7 giorni, 10 per i non vaccinati. Cosa vuol dire questo? Lo spieghiamo bene. Chi avrà contratto il virus, quindi chi sarà risultato positivo, rimarrà in autoisolamento. Se è vaccinato farà il tampone dopo 7 giorni, tampone negativo, e ritorna chiaramente alla vita di tutti i giorni. Invece chi non è vaccinato dovrà rimanere in autoisolamento per 10 giorni. E invece chi ha avuto contatti con un positivo va in autosorveglianza per 10 giorni e può uscire e andare a lavoro con mascherina FFP2. Quindi abbiamo detto niente più quarantena, no, ma una autosorveglianza coscienziosa, lo ricordiamo, perché i dati sono in aumento, la variante Omicron 2 è contagiosa, quindi avere la coscienza e il rispetto di indossare sempre la mascherina FFP2 qualora appunto si abbiano avuto contatti con un positivo. E poi obbligo di mascherina che rimane sui mezzi di trasporto. Parliamo della scuola, Sharon? Sì, Alex, a proposito di mascherina è obbligatorio, sarà obbligatoria la mascherina chirurgica, quindi in classe. Andranno in DAD solo gli studenti, insomma, risultati positivi. E se in classe ci sono 4 casi, tutti dovranno portare FFP2 per 10 giorni. Saranno possibili le gite e le visite di istruzione e i docenti non vaccinati potranno andare a scuola, ne abbiamo già parlato, ma non potranno insegnare, non potranno entrare in classe. Fatte queste doverose spiegazioni, perché siete in tanti che ci chiedete un po' di chiarezza, adesso torniamo alla cronaca. E andiamo a Vicenza. Avete mai fatto lunghe trafile per il passaporto? Immagino di sì. La questura ha rivoluzionato il sistema per appunto snellire le attese. Vediamo. Rivoluzione passaporti che parte dalla questura di Vicenza, che ha messo in campo una sorta di procedura anti-accaparramento delle prenotazioni, dato che la precedente aveva portato ad abusi e a inevitabili rallentamenti per l'ottenimento del titolo di viaggio per chi realmente ne aveva necessità. Cambio di metodo quindi per evitare che alcune persone possano occupare un gran numero di posti prenotabili per poi distribuirli ad altri in maniera più o meno sommersa.
Da oggi gli utenti che accedono tramite SPID potranno prenotare un massimo di 2 appuntamenti e saranno prenotazioni i cui nominativi non potranno essere sostituiti con altri nomi, il tutto tramite agenda online. Abbiamo verificato un ingolfamento nelle prenotazioni e per questo si è tentato di ridurre a 2 appuntamenti in capo ad una singola persona da prenotare, in maniera tale che i posti non venissero impiegati inutilmente. La finalità è quella che il cittadino possa ottenere il titolo di viaggio più velocemente possibile. Saranno contemplate anche situazioni di urgenza, purché documentate. L'obiettivo della Questura Berica è quello di arrivare ad implementare il numero di appuntamenti dai 50 ai 75 giornalieri e coinvolgere anche la rete di comuni del territorio per facilitare la consegna del titolo. E voi sapete che nella parte conclusiva del nostro Focus TG si parla tanto di cultura, turismo, di eventi, spettacolo, di arte, e in questo caso parliamo proprio di arte. Ci spostiamo a Venezia perché il mosaico del Giudizio Universale sopra l'ingresso principale della Basilica di San Marco sta perdendo i pezzi, sta perdendo le tessere. Da domenica è stato allestito un ponteggio per un intervento urgente. Le motivazioni che influenzano il degrado. Da domenica pomeriggio un nuovo ponteggio si trova di fronte all'ingresso principale della Basilica di San Marco dopo la caduta di alcune tessere del mosaico che rappresentano il Giudizio Universale. Il proto di San Marco, l'architetto Mario Piana, docente di restauro allo IUAV, ha dato disposizione perché si intervenisse immediatamente, ma deve anche essere chiaro che in secoli di storia si tratta non solo di un fatto già avvenuto, ma per certi versi inevitabile in un edificio che ha quasi 1000 anni e necessita di una manutenzione pressoché costante. Le tessere cadute sostanzialmente le possiamo recuperare e avendo delle ottime fotografie in scala 1:1 in questo caso dei mosaici già realizzate negli anni scorsi, molto spesso riusciamo a ricollocare le tessere cadute al loro posto. Per quanto riguarda il consolidamento generale, è un intervento che viene fatto non certo sostituendo tessere o parti di mosaico, ma iniettando dei composti di consolidamento. Tra chi non la conosce bene è opinione piuttosto diffusa che da un certo punto in avanti Venezia sia rimasta architettonicamente immobile nei secoli, cosa che invece non vale nemmeno per la sua basilica. Anzi, tra i mosaici della facciata, l'unico rimasto degli originali duecenteschi è quello del portale di Sant'Alipio. Su tutti gli altri si è intervenuti, a volte anche con cambiamenti significativi. Riproducevano l'iconografia, la rappresentazione che esisteva in ogni singolo portale o nelle lunette con lo stile del tempo. Ed è solo dalla seconda metà del XIX secolo che invece i mosaici, quando entravano in crisi, hanno cominciato ad essere distaccati e poi rimontati. La Basilica di San Marco è un edificio prezioso quanto delicato e sono parecchie le sfide manutentive in atto, a partire da quella invisibile cintura di sicurezza dalle acque alte, attualmente in realizzazione lungo tutto il perimetro della chiesa. Dalla Basilica di San Marco ci spostiamo al santuario di Monteberico a Vicenza perché si avvicina la celebrazione dei 6 secoli dalla prima apparizione della Madonna e inizia il cammino per il Giubileo della Rinascita. Monteberico, 6 secoli di storia e di fede. Il 7 marzo del 2026 ricorrerà il 600° anniversario da quel giorno antico del 1426 che cambiò il destino di Vicenza. La Madonna apparve a una contadina, Vincenza Pasini, e la invitò a costruire in quel luogo una chiesa per far cessare la peste e la carestia. Da allora ad oggi nulla è cambiato nel rapporto tra i vicentini e la loro protettrice. Così, in vista delle celebrazioni per i 600 anni dalla prima apparizione, inizia a prendere forma quello che sarà ricordato come il Giubileo della Rinascita. La prima tappa è il convegno del 6 aprile all'auditorium del Polo Infermieristico di fronte al santuario, promosso dall'Ordine dei Servi di Maria. È il primo di una serie di confronti, di convegni che verranno fatti e si è pensato proprio di partire alle origini, quindi il significato dell'apparizione per capire quale significato aveva, ma quale significato ha oggi nella storia, ma soprattutto un evento che forse è stato per scontato perché tutti oggi conoscono i portici, che qui insieme con tutte le sue campate che accompagnano
lungo le 2 salite per arrivare al santuario, ma in realtà è nato nella mente del Muttoni proprio per legare il santuario con la città. Un modo per ricordare come il santuario abbia cambiato anche l'urbanistica di Vicenza, con una scalinata e 2 percorsi sotto ai portici che rappresentano il cordone ombelicale tra Monteberico e la città. Si inizia con riqualificare i portici e con tutto l'ambiente che poi ci sarà attorno. I portici verranno riqualificati in occasione del Giubileo della Rinascita, portici che rappresentano il viaggio dei pellegrini dalla città al santuario, ma anche il cammino per arrivare al 7 marzo del 2026. Un cammino che va un po' a ripensare anche la nostra interiorità, per riscoprirci comunità a 360 gradi. È insomma un cammino che noi seguiremo, anche se manca ancora un po' di tempo, però insomma ci avviciniamo a questo importante anniversario. Noi adesso ci spostiamo a Treviso, domenica nel Tempio di San Nicolò sarà allestito e organizzato un concerto ai sanitari dell'ULSS 2. Le offerte saranno destinate alla Caritas e all'emergenza legata all'arrivo dei profughi in fuga dai territori di guerra. Vediamo. Un'iniziativa straordinaria dedicata ai nostri sanitari, che vuole essere un abbraccio virtuale grandissimo per tutti coloro che si sono spesi all'interno dei nostri ospedali in questi 2 anni veramente difficili. L'orchestra giovanile Luigi Cherubini, il pianista David Fraile, musiche di Bach e Mozart al Tempio di San Nicolò domenica 3 aprile alle 20:30 per il ringraziamento in musica, l'emozionante dedica a medici, infermieri, operatori sanitari, tutti quelli che nei 2 anni di pandemia si sono spesi per prendersi cura dei malati. Prima per la parte del Covid, dopo anche per il discorso della vaccinazione, che hanno sempre seguito con attenzione tutto. È un grande concerto con un grande protagonista, un gran pianista, una grande orchestra di giovani. Venite tutti, perché è fondamentale, e anche per ricordare e dare un contributo anche così musicale, allegro ai nostri sanitari che hanno lavorato, ma è un concerto per la città. L'ingresso al concerto, promosso dal Rotary Club, è libero. Uno spettacolo veramente per tutti, non solo per intenditori, e che prevede l'offerta libera e responsabile per l'Ucraina, perché abbiamo in questo momento quest'altro evento veramente drammatico che ci colpisce comunque da vicino, per cui questa vuole essere musica che unisce tutti. Bisogna stare insieme con i nostri amici ucraini, dico anche con i russi, con i musicisti russi, con tutta la tradizione di quell'area geografica, perché travalica le vicende del presente. E Alex, torniamo in Laguna, perché dopo essere diventato un liutaio di fama internazionale, Davide Pusiol ha deciso di tornare nella sua Venezia ed è oggi l'unico in Laguna in grado di costruire e restaurare strumenti elettrici. Vediamo. Una notte sentivo la mia cameretta di suoni arrivare dal soggiorno e mi sono alzato, ho fatto il corridoio, mi sono messo dietro al divano, era inverno, non faceva neanche freddo, ho questo ricordo, avrò avuto 4-5 anni forse, e passava in TV quello che poi ho saputo essere il film Hard Day's Night dei Beatles, con sti 4 che suonavano queste canzoni bellissime. Le folgorazioni che poi tracciano la direzione di una vita intera possono arrivare in ogni modo. Certo, dopo aver visto i Beatles, molti poi le chitarre se le sono messe a tracolla. Davide Pusiol invece ha iniziato a costruirle ed è oggi un liutaio di fama internazionale, l'unico a Venezia in grado di costruire o restaurare strumenti elettrici. Io sono partito dall'elettrico, in realtà sono partito facendo riproduzioni di chitarre americane, e una volta che ho imparato a fare bene le riproduzioni dei classici ho cominciato a fare le mie. Davide è tra i pochi che in questi anni ha percorso il Ponte della Libertà in direzione Laguna. Dopo un periodo fuori Venezia, ha infatti deciso di tornare per rimanere nella sua città. Io penso però, non so, sarà perché ci sono passato, ma che il periodo più bello di Venezia sia stato dagli anni 50 agli anni 70. Forse perché ho avuto la fortuna di esserci, ma qua ragazzi succedeva di tutto.
c'era veramente il mondo che girava attorno a Venezia, cosa che purtroppo si è esaurita con l'avvento del turismo di massa. Tra il 16 e il 18 aprile, in collaborazione con la Confartigianato, Pusiol porterà alla Scuola Grande di San Teodoro alcuni tra i migliori liutai di chitarre elettriche ed acustiche del mondo. Un sogno che diventa realtà, un po' come quando nel 1976 uno dei Beatles arrivò davvero a Venezia. Paul McCartney aveva lasciato i Beatles da 5 anni, per cui era fresco Beatles, era perfetto per l'atmosfera veneziana, i primi laser sparati sui campanili di San Marco, sta band tostissima, però erano bravissimi, capisci? Era un sogno per noi. Conto alla rovescia per Formaggi in Villa da venerdì 1 aprile, torna a Cittadella. Vediamo. È partito il conto alla rovescia a Cittadella per dare il via a Formaggi in Villa edizione 2022, un evento che porterà in città il meglio della produzione casearia nazionale. Per 4 giorni, da venerdì a lunedì, Cittadella sarà dunque invasa da amanti del formaggio, ma anche da tanti appassionati e curiosi. Le vie del centro storico ospiteranno più di 140 espositori provenienti da tutte le regioni. 4 giorni per assaggiare, scoprire e degustare le bontà regionali tra le vie del centro storico e a sorpresa anche a 15 metri d'altezza nel nostro caratteristico camminamento di ronda. I negozianti, i pubblici esercizi sono pronti ad accogliere e mostrare le bellezze della nostra città. Visite e degustazioni libere, degustazioni guidate e masterclass e laboratori che ricevono già prenotazioni da tutta Italia per un percorsi di degustazione di qualità e nella suggestiva Cittadella. E adesso siamo quasi in chiusura, Sharon. Manca poco. Prima di salutarci, andiamo a rivedere il bollettino dei dati Covid e vedremo anche quello delle vaccinazioni. Ricordiamo, per chi si fosse messo in collegamento con noi un po' più tardi, insomma, che i dati di oggi non sono estremamente positivi, quindi raccomandiamo sempre prudenza e rispetto delle regole. Perché? Perché come potete vedere il delta dei casi positivi, quindi i nuovi positivi intercettati nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati quasi 8.000. Per l'esattezza, questo è il numero indicato dal cursore, 7.874, che fanno salire il numero dei casi attualmente positivi in Veneto a sfiorare i 80.000, per la precisione 78.194. Siamo tornati a numeri critici, Alex. Siamo tornati a numeri alti anche perché, insomma, fino a qualche settimana fa, lo ripetiamo, commentavamo numeri decisamente diversi, si era sceso sotto il muro dei 50.000 positivi in Veneto. Adesso, insomma, con l'avvicinarsi anche della bella stagione, insomma, delle temperature più miti, sicuramente confidiamo in una discesa rapida della curva, ma guardate gli altri numeri della giornata, sono questi, quelli che, insomma, sono quelli da tenere un po' come riferimento principale. 19 le ospedalizzazioni in più nelle ultime 24 ore, quindi 19 ricoveri nelle ultime 24 ore in area non critica, e crescono di 8 anche le terapie intensive. Ora ricordiamo anche brevemente, Sharon, per insomma, onestà intellettuale e dovere di cronaca, che il report di questa giornata qua risente anche un pochino dei dati non sempre aggiornati del weekend, anche se siamo un po' a metà settimana, però c'è sempre qualche dato, insomma, che viene poi recuperato appunto nel corso minima della settimana. variabile. 10 i decessi nelle ultime 24 ore. Abbiamo tempo, 20 secondi, per dare un'occhiata anche alla campagna di vaccinazione. Nella giornata di ieri 2136 dosi somministrate in Veneto, 105 prime dosi, 118 i cicli completati e quasi 2000 le cosiddette terze dosi o booster. Guardate il dato dei totale dei vaccini somministrati in Veneto dall'inizio della pandemia, sono quasi
11 milioni i vaccini somministrati. Guardiamo velocemente anche per fasce d'età, diamo un'occhiata alla fascia d'età dei più giovani. Il 32% di quelli fra i 5 e 11 anni ha ricevuto la prima dose, il 30% la seconda e il 32,5% ha già provveduto, diciamo, a prenotare o a richiedere il vaccino. Alex, direi che anche per oggi è davvero tutto. È tutto e noi vi diamo appuntamento a domani alle ore 12. A domani. Focus TG.